Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri hanno arrestato 42 affiliati alle più importanti cosche dell''ndrangheta di Reggio Calabria e dei comuni limitrofi, anche in Lombardia, Friuli ed Emilia-Romagna. Le indagini hanno documentato gli accordi tra i Condello e i De Stefano Libri, un tempo contrapposti ed oggi alleati per influenzare le aste pubbliche per associazione mafiosa ed estorsioni. È stata anche accertata la costituzione di un organismo decisionale al vertice del quale c'erano Pasquale Condello, detto il Supremo, arrestato nel 2008 dopo 18 anni di latitanza, e Giuseppe De Stefano. Sequestrati beni per oltre 100 milioni di euro. Oggi ci sono i vai, vediamo i vai, domani ci sono la saposa, vediamo la saposa. Stiamo aspettando una buona affare. Vediamo i nostri prodotti. Diciamo la partita, vediamo. La partita. Che fare? Ma le visioni comunque. Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, in un'operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti ferrosi, hanno sequestrato un'azienda e 41 camion per un valore di circa 4 milioni di euro. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Locri, sono indagate 41 persone, molte delle quali titolari di imprese, tra i quali diversi di etnia rom. Gli investigatori stanno anche valutando un'ipotesi di truffa. Il presunto smaltimento e traffico illecito di rifiuti ferrosi partiva da Marina di Gioiosa Ionica e vedeva coinvolte numerose ditte dell'Alto Ionio Reggino. Non si arrende Antonio Bisignani dopo l'aggressione subita lunedì notte e vuole andare avanti per portare a termine il mandato che la volontà popolare gli ha affidato. Ricoverato in osservazione in una clinica di Belvedere Marittimo, il sindaco di Sant'Agata d'Esaro nel Cosentino racconta degli attimi di paura vissuti. Sono stato aggredito nel centro storico di Sant'Agata mentre tornavo dai miei genitori, alle spalle, non ho visto nessuno. Che mi stanno succedendo quando sono sindaco, prima avevo una vita tranquilla. Da quando è in carica, Bisignani è già stato vittima di atti intimidatori. 6 persone, tra cui una donna, sono state tratte in arresto ed altre 2 sono indagate. Questo è il bilancio di un'operazione di polizia portata a termine alla Lamezia Terme dagli uomini del locale commissariato. Gli indagati sarebbero responsabili di alcuni furti commessi in alcuni appartamenti della città. Congratulazioni sono giunte agli agenti dal questore di Catanzaro, Arturo De Felice, per la professionalità dimostrata nell'attività di contrasto alla criminalità. Il governatore Peppe Scopelliti punta l'indice contro la società di advisor KPMG, che 2 anni fa era stata chiamata per calcolare l'importo del debito della sanità calabrese. Partendo dai ritardi della società e dalla mancanza di un dato reale, il governatore dà l'ultimatum alla società, manifestando la sua intenzione di voler chiudere i rapporti direttamente al premier Berlusconi. La Calabria, ha detto Scopelliti nella riunione dell'ufficio del piano, non può aspettare oltre per avere risposte certe. 94 giovani laureati vincitori di un concorso pubblico indetto dalla Regione circa 3 anni fa hanno firmato ieri i loro contratti di lavoro a tempo indeterminato alla presenza del presidente Giuseppe Scopelliti e dell'assessore al personale Domenico Tallini. Abbiamo necessità, ha detto Scopelliti, di investire in professionalità per invertire la rotta. Noi abbiamo bisogno di freschezza, di idee e di partecipazione. Perciò voglio sperare in voi, perché la crescita della Regione è motivo di soddisfazione per tutti i calabresi. Si è insediata ieri mattina la 4ª commissione ambientale della Regione, presieduta da Alfonso Dattolo dell'UDC. Il primo impegno che i componenti della commissione hanno affrontato è quello del piano casa, che secondo le previsioni potrà essere approvato per l'estate. Il provvedimento era stato approvato dalla Giunta Loiero, ma era poi stato impugnato dal governo. Adesso la commissione ha approvato un nuovo testo legislativo composto da soli 10 articoli, in cui sono previsti aumenti di volumetrie delle abitazioni in misura del 20%. Un quadrangolare di calcetto nel pomeriggio e una fiaccolata silenziosa che parte davanti al tribunale alle 20:30. Questo è il modo scelto a Crotone per ricordare il 25 giugno il piccolo Dodò Gabriele, ferito mentre assisteva ad una partita e morto dopo 3 mesi di coma. Nell'occasione della presentazione dell'iniziativa, il padre di Domenico, Giovanni Gabriele, ha voluto ricordare che senza le intercettazioni telefoniche io e mia moglie non avremmo potuto sapere il nome degli assassini di mio figlio.
Un'assemblea pubblica nella sala consiliare di Crotone in occasione dello sciopero generale contro la manovra del governo e quanto ha organizzato la CGIL di Crotone venerdì 25 giugno alle 9:30. Ad illustrare l'iniziativa il segretario provinciale Antonio Spataro e Nicola Scicchitano. Nell'assemblea, ha detto Spataro, non faremo tanti discorsi ma daremo la parola alla gente, quella che è maggiormente colpita dagli effetti della manovra del governo, che riteniamo ingiusta e che deprime l'economia.